Primizia di pesche per una nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Perché vi faccio vedere questi frutti? Perché vogliamo parlare in questa puntata del settore frutticolo. Luce e ombre di questo mercato, luce e ombre determinate dal minore potere d'acquisto della gente o dall'aumento dei prezzi sconsiderato da parte della grande distribuzione. Allora siamo venuti a vedere un attimo qual è la situazione con un produttore che noi conosciamo molto bene da sempre, Amedeo Tonon, che oltre che essere produttore di noci pesche è produttore di kiwi, è produttore di mele, di pere e poi dall'età di 17 anni, pensate, conosce e frequenta i mercati, in particolare il mercato di Treviso. Allora, questa contrazione di vendite c'è, non c'è? Sì, sicuramente c'è una contrazione di vendite, soprattutto dovuta ai prezzi elevati della frutta al consumatore. E diciamo che quest'ultimo anno, ma bisogna partire dall'anno scorso, abbiamo avuto parecchi problemi climatici e questo ha generato in quest'anno una minore produzione. In più poi ci aggiungiamo gli ultimi eventi calamitosi, basti pensare a Emilia Romagna, Puglia e quant'altro, alluvioni che hanno sicuramente azzerato produzioni importanti che erano sostanzialmente di riferimento per i mercati nazionali. Ma allora prendete più soldi voi o prende più soldi la grande distribuzione? Sicuramente prende più soldi la grande distribuzione, noi rischiamo di trovarci senza produzione e con pochi soldi in tasca. E allora cercheremo anche di capire di più di questo mercato e non solo dopo i titoli. Prezzi sempre più alti al banco, ma remunerazioni sempre più basse a chi produce. In questa puntata luci e ombre sul settore frutticolo, tra alberi tagliati e varietà sempre più richieste e soprattutto ben pagate. Nel Trevigiano l'idea di un giovane agronomo che diventa realtà grazie al sostegno di tutta la famiglia. La prima stagione dei mirtilli di Zeno, prodotta anche dall'amore dei genitori Ernesto e Laura e della sorella Anna. È allarme per i vongolari del delta del Po. La causa sono delle macroalghe che stanno soffocando gli allevamenti ittici della zona. Una situazione che sta mettendo a rischio i 1500 posti di lavoro dell'intero comparto. È una pianta di arredamento che ci regala fiori dalle notevoli virtù terapiche. Con Renzo Gatto scopriamo la verga d'oro e le sue proprietà diuretiche e antinfiammatorie. Sono normalmente conosciuti come specie da utilizzare per esperimenti in laboratorio. In questa puntata di Zampettando, Diego Catarossi vi racconta le cavie che sono i porcellini d'India, splendidi, intelligenti e morbidissimi animaletti da compagnia. Sono fiori dell'estate che appartengono alla nostra cultura popolare. Adriano Favaretto ci propone i gigli dei santi, piante rustiche da ripiantare in giardino anche come segni della nostra storia. Amedeo Tonon, allora cominciamo proprio dalle pesche. Queste sono delle primizie. Cosa vi aspettate dal mercato e quali possono essere le insidie per i guadagni? Allora, ci aspettiamo un mercato positivo, però sostanzialmente aspettiamo anche che ci sia un clima favorevole al consumo, specie qua in Veneto dove operiamo noi. Diciamo che la speranza è che ci sia un clima favorevole e che la gente consumi il prodotto e non ci siano magari picchi di prezzo che inducono il consumatore a non acquistare più il prodotto. Avete notato che ci sia meno potere d'acquisto dal vostro osservatorio? Ma logicamente quando i prezzi di un prodotto salgono oltre una determinata soglia, logicamente la gente è disposta a spendere quel prezzo, si riduce e automaticamente si riducono i consumi. Riducendo la platea dei consumatori riduce i consumi. A volte la poca offerta induce un prezzo elevatissimo e la tanta offerta magari genera un prezzo basso che non remunera neanche i costi per i produttori. L'unica cosa è magari invogliare la gente ad acquistare il prodotto nelle aziende agricole direttamente dai produttori, riescono a trovare il prodotto buono a un prezzo ragionevole. Dall'estate scorsa ad oggi sono successe diverse cose. Vi aspettate una notevole produzione oppure la produzione è già diminuita in prospettiva? Siamo partiti quest'anno con una fioritura molto scarsa dovuta soprattutto al caldo della stagione scorsa. Poi abbiamo avuto una grandinata in fioritura che ha tolto un bel po' di fiori, poi 2 gelate tra fine marzo e primo aprile e poi ci aggiungiamo il periodo siccitoso e adesso l'ultimo mese tra aprile e maggio l'acqua in eccesso che ha generato qualche problema in campagna, però è una produzione medio scarsa. Quanto avete perso stando così ad oggi? Ma noi qua nell'area di Treviso il 50-60% della produzione. Grazie, adesso le notizie.
È allarme per i vongolari del Delta del Po. A lanciarlo Luigino Marchesini, presidente del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, che si fa portavoce dell'intero comparto, che sta risentendo del proliferare delle macroalghe in diversi punti del delta di Porto Tolle. Alghe che riducono l'ossigeno in acqua con conseguente perdita di prodotto. Una situazione che è stata esposta anche durante la riunione della Commissione Lagune di questi giorni, dove è stata avanzata una richiesta di urgente aiuto per tutelare l'occupazione di 1500 addetti che lì operano. La causa principale di questa ormai cronica situazione di crisi, denuncia il Presidente, deriva dall'inadeguatezza dei lavori di vivificazione che porta all'intasamento delle bocche amare e dei canali di ricircolo. L'ormai inarrestabile cambiamento climatico, conclude Marchesini, impatta in modo devastante su questi delicati ecosistemi e non fa altro che esaltare questa situazione non più sostenibile, mettendo a repentaglio il maggior comparto economico del comune di Porto Tolle e del Basso Polesine. Continua l'esperienza di Serra Innovation, il progetto che vede coinvolte diverse aziende venete coordinate dal CREA per la ricostruzione della filiera italiana della seta. L'obiettivo è un prodotto innovativo, sostenibile e che permetta una diversificazione culturale. Dopo il successo dell'incontro di Teolo del 10 maggio, dalla Regione il sostegno ad una vera e propria via della seta veneta con fondi agli imprenditori agricoli che punteranno alla coltivazione del gelso, ma anche all'allevamento dei bacchi da seta. Sempre più consumatori, ma sempre più moderati. Negli ultimi 15 anni anche in Veneto è cresciuto del 35% il numero di chi apprezza il vino, ma parallelamente sono diminuiti del 22% i consumi quotidiani. È solo uno dei tanti dati diramati dall'Unione Italiana Vini che ha tracciato il nuovo volto dei consumatori italiani, oggi a quota 29,4 milioni, pari al 55% della popolazione. Andamento contrastato per il settore mangimistico, che vede i suoi margini ridursi a dispetto di un aumento del fatturato. È l'esito dell'impennata dei costi di produzione e delle difficoltà vissute dagli allevamenti. La produzione dello scorso anno si è contratta del 4,3%, scendendo sotto la quota di 15 milioni di tonnellate dal 2021 al 2022. Al contempo, lo scorso anno il fatturato ha sfiorato quota 12 miliardi, con una crescita di oltre il 23% rispetto al 2021. Facendo i conti, i guadagni sono stati vicini allo zero, a causa dell'esplosione dei costi di produzione, dell'impennata dei prezzi dell'energia e delle turbolenze sulle quotazioni delle materie prime per l'alimentazione animale, in larga parte di importazione e quindi in balia delle tensioni geopolitiche in atto. Però noi siamo venuti qui anche per parlare di produzione specializzata, che è il kiwi giallo, che ha un suo mercato e anche molto florido. Funziona meglio questo rispetto alla frutticoltura normale? Con un gruppo di amici abbiamo scommesso ormai 8 anni fa su questa produzione assieme a un'azienda leader mondiale. E diciamo che i risultati stanno arrivando pian piano, non sono arrivati subito perché non conoscevamo il prodotto, abbiamo avuto difficoltà a produrlo, a tarare anche concimazioni, potature in un ambiente dove il kiwi giallo non è mai stato coltivato. Stanno arrivando i risultati pian piano con degli sforzi importanti sia dal punto di vista economico per gli investimenti, per gli impianti, ma anche a livello lavorativo. Comunque è un buon prodotto. Ecco, tirando un po' le somme, noi sappiamo che in Emilia Romagna c'è addirittura gente che ha espiantato intere produzioni frutticole. Qui in Veneto che prospettive ci sono per la frutticoltura? Ho parecchi amici in Emilia Romagna che hanno espiantato, parecchie aziende grosse che hanno tolto superfici importanti di nettarine, mele, pere e soprattutto pere negli ultimi anni. In Veneto la stessa cosa, le pere sono sparite in Veneto perché la zona importante per le pere era il litorale iesolano e a quanto pare non ce ne sono più. Ci sono delle coltivazioni importanti di mele che stanno reggendo bene, però le pere sono sparite. Ecco, questo è un dato grave per la nostra economia. Qualcun altro sicuramente in qualche altro paese produrrà e porterà qua in Italia. E allora cosa si dovrebbe fare per cercare di salvare la produzione? Ci siano sinergie tra la politica, chi amministra i soldi della politica e le aziende che operano nel settore, le cooperative, le organizzazioni di produttori. C'è futuro nella frutticoltura anche per i giovani? Secondo me sì, c'è futuro, puntando su culture specializzate, dico kiwi giallo piuttosto che kiwi rosso, piuttosto che mirtillo o qualcos'altro. Ecco. Grazie, proprio perché parliamo di mirtillo, noi adesso ci spostiamo a Ponzano e dopo la pubblicità andremo a conoscere un giovane produttore di mirtilli.
Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando il mondo della frutticoltura, abbiamo sentito un po' un bilancio di questa stagione con luci e ombre per quanto riguarda la produzione, adesso invece ci spostiamo per raccontarvi una storia che riguarda un'idea innovativa nel campo della produzione appunto frutticola. Siamo con Zeno Bissoli, 25 anni, agronomo, che ha avuto una bella idea, o meglio, un'idea diversa dagli altri, cioè quello di diventare produttore di mirtilli. Come mai? Beh, è una storia un po' complessa. In ogni caso, dopo un primo periodo di studio, con l'aiuto anche dei miei genitori, abbiamo deciso di investire nel settore dei mirtilli anche per fare qualcosa di diverso e per avere un introito, una resa da un investimento che comunque è importante. Il nostro studio è durato all'incirca un paio d'anni, siamo andati in giro per aziende e da lì siamo partiti poi con l'idea dei mirtilli. Insomma, sei innamorato del mirtillo in un mondo, in un territorio dove ad esempio ci sono le ciliegie, ma c'è anche un mare di prosecco. Come mai? Beh, il mirtillo perché ha un sacco di proprietà, in più è particolare appunto, non è una cosa che si trova tutti i giorni e ho pensato, essendo giovane, essendo nuovo nel settore, di dover avere quella spinta in più che mi permettesse di far breccia anche tra la gente. Allora adesso noi andiamo a vedere questa produzione di mirtilli innovativa, subito dopo il nostro Adriano Favaretto. In questi giorni c'è stata la ricorrenza della festa di Sant'Antonio e Sant'Antonio anche si identifica per una pianta, per un fiore, il Lilium candidum, il gilio di Sant'Antonio anche chiamato, profumatissimo, è una pianta perenne che viene piantata in autunno, se la volete mettere in giardino potete piantarla un bulbo ogni 10-20 cm, rimane su un terreno morbido, soffice, in pieno sole, e lo lasciate lì e lui si prepara per la primavera prossima e in genere fiorisce da giugno a luglio. E per non fare in modo che i santi litighino tra di loro, parliamo anche del Gilio di San Giovanni, il Gilio di San Giovanni. Una pianta molto rustica, bulbosa, anche questa, si propaga in maniera strepitosa, è una pianta che tende a scomparire, diciamo, e quindi sono vietate le raccolte. Nei nostri giardini si alza anche a 1,20 m, 1,50 m, è inodore come profumo, la sua fioritura parte da metà giugno, poco più, insomma fino a metà luglio. Il colore chiaramente è sull'arancione, rosso-arancione. Perché questo colore? Perché ricorda la fine che ha fatto San Giovanni. Fate attenzione a una cosa, quando lo piantate è una pianta moltiplicandosi da sola, anche questa perenne, e ha bisogno di un grande spazio, insomma, no? Quindi un angolo. Mettetelo e sarete soddisfatti in pratica. In vaso anche se volete, però in giardino sta bene, meglio. E come sempre, visto che c'è la festa di San Giovanni, facciamo, per non far torti ai toni, facciamo gli auguri anche a tutti i Giovanni e mi raccomando, fate un buon lavoro. E questi sono i mirtilli. Zeno, ci può raccontare un po', diciamo, di numeri di questa azienda? L'azienda si estende per una superficie di circa 2,3 ettari. Le piante che abbiamo posato sono 12.500, 8 varietà diverse, Duke, Cargo, Blue Ribbon, Valor e poi 4 sperimentali che abbiamo deciso di inserire per vedere come si comportano con questo clima. La coltivazione però l'avete fatta su vaso, perché? Beh, è molto semplice, il terreno su cui ci troviamo è un terreno basico e invece i mirtilli hanno necessità di un terreno acido per poter crescere e per questo motivo abbiamo fatto l'investimento dei vasi, della terra e inoltre manteniamo il pH del vaso con una fertiligazione e così lo mantengono al pH giusto. Ma giusto per capire, tutta questa cosa, compreso le reti antigrandine, compreso diciamo tutta l'infrastruttura, vi è costato un bel po'? Sì, qui si parla, sono circa 2 generazioni della mia famiglia che abbiamo investito in questa attività, parliamo all'incirca intorno ai 600.000 euro
Però tutto questo è stato reso possibile anche grazie a VEPA, che con il suo piano di primo insediamento per i giovani in agricoltura ci ha permesso di ottenere circa un quarto dell'investimento e così partire, avere un po' di polmone per poter fare questa impresa. Grazie, adesso il nostro Renzo Gatto. Continuando nella nostra passeggiata in montagna, attraverso i boschi e attraverso i prati, possiamo imbatterci nella Solidago Virga Aurea, nota in italiano come verga d'oro o mazza dorata. È alta circa 1 metro, 80 centimetri, 1 metro, e ha un fusto eretto che termina con un numero molto importante di capolini dorati di colore giallo dorato. È una pianta mellifera, cioè piace molto alle api, solidago da rassodare, consolidare, perché veniva anche utilizzata nei tempi antichi come cicatrizzante. L'attività cicatrizzante è praticamente nulla, invece manifesta delle proprietà diuretiche e antinfiammatorie delle vie urinarie molto interessante, per cui vi consiglio 2 tisane. La prima con la Solidago da sola, prendiamo 3-4 grammi di capolini essiccati che possiamo prendere in erboristeria o, se la sapete riconoscere, potete anche essiccarvela dopo aver raccolto appunto la pianta. Li mettiamo in 150 ml d'acqua bollente, lasciamo 15 minuti, mescoliamo di tanto in tanto e dopodiché filtriamo, e di questa possiamo bere 1, 2, 3 tazze al giorno. Questo infuso possiamo però utilizzarlo anche come sciacqui per la bocca e per la gola in caso di infiammazioni. L'altra tisana che vi consiglio è una miscela contenente Solidago 25 grammi, betulla foglie 25 grammi, ortosifo 25 grammi e gramigna radice 25 grammi, tutto materiale che si può tranquillamente trovare in qualsiasi erboristeria. Di questa miscela prendiamo 3 grammi, li mettiamo in 150 ml d'acqua calda, lasciamo in infusione per 15 minuti, filtriamo e di questa possiamo berne 1 tazza 2-3 volte al giorno. Un'ultima avvertenza: non deve essere utilizzata dalle donne in gravidanza. In caso di problemi cardiaci e di gravi infezioni urinarie non bisogna utilizzarla. Mirtillo gigante americano raccolto a mano. Significa che voi insomma siete andati a cercare in America queste piante? Non è il classico mirtillo che si trova qua in Italia, perché è un prodotto molto particolare, grande e con proprietà organolettiche molto soddisfacenti per il pubblico. Sì. Voi siete alla prima produzione, mi pare di capire, quest'anno. Come sta andando il mercato e soprattutto chi sono i vostri clienti? Noi abbiamo un accordo con la grande distribuzione per il grosso della produzione per quest'anno e inoltre affianchiamo questo accordo con la vendita al dettaglio che facciamo qua in azienda a chilometro zero. Sicuramente la vendita al dettaglio è molto importante perché mi permette di avere un rapporto diretto con le persone, con i miei acquirenti e anche un confronto immediato. Da quanto tempo ci stai lavorando su questa azienda? Un paio d'anni. E su questi 2 anni ti sei già pentito oppure sei invece propenso addirittura a rilanciare? Sono convinto che questa sia la strada giusta da percorrere, ci credo molto e con il sostegno della mia famiglia sentiamo di poter andare avanti. Dietro di te però c'è una famiglia che ti sostiene? Sì, sono le mie colonne portanti. E allora adesso noi ci vediamo zampettando e poi andiamo a conoscere le colonne portanti. Oggi parliamo di cavie. Le cavie sono conosciute da molti come animali da laboratorio, si dice faccio la cavia. Realmente la cavia Aperea porcellus, anche conosciuta col nome di porcellino d'India, è un animale da compagnia sempre più diffuso nelle nostre famiglie. Sono animali che vengono dalle Ande, dalle zone del Centro e Sud America, addomesticate dalle popolazioni del posto da centinaia di anni e che oramai sono molto diffuse anche in Italia. Sono degli animali da compagnia straordinari perché sono relativamente longevi, possono raggiungere i 10 anni, sono animali intelligentissimi,
Sono animali particolarmente belli, ne abbiamo a pelo lungo, a pelo corto, di diverse colorazioni. La loro alimentazione è semplicissima perché sono degli erbivori, quindi mangiano fondamentalmente vegetali da foglia e fieno. Quindi è importante che nella loro dieta siano presenti dei mangimi dedicati, formulati specificatamente per questi animali e privi di semi e di cereali. Va conosciuta la loro particolarità: non producono vitamina C, quindi hanno bisogno di un'integrazione continuativa. Sono molto simpatici perché hanno delle vocalizzazioni particolari, fanno suoni diversi di richiesta, di attenzione, per chiamare l'attenzione del proprietario e si affezionano tantissimo. Come tutti gli animali hanno bisogno di visite veterinarie periodiche, ogni 6-12 mesi, particolare attenzione ai denti che hanno una crescita continua, e negli animali a pelo lungo naturalmente ha la possibilità di sviluppare pododermatiti, non tollerano il caldo, quindi vanno difesi dalle alte temperature, mentre possono serenamente vivere all'aperto anche l'inverno, a condizione che vengono posti all'esterno già in primavera, in modo che abbiano molti mesi per abituarsi alle temperature mutevoli e facciano un fitto sottopelo che li difenda dal freddo. E ci siamo spostati ad incontrare il papà di Zeno, ovvero Ernesto Bissoli. Lei alla pensione ha deciso di rispondere con questa attività. In realtà voi con la terra non c'entrate nulla, perché lei è medico, la terra l'avete comprata. Tra l'altro venite da Verona, vi siete stabiliti qui nella Marca Trevigiana, ma che ci azzecca? Perché i figli sono nati qui, Zeno è nato qui. Sì, ho pensato che il figlio meritava di essere avviato in qualcosa a lui pertinente, visto la sua laurea. Questo progetto l'abbiamo valutato con l'altro figlio che invece fa appunto business plan. Il business plan era affidabile e abbiamo detto vabbè, proviamoci. L'Europa ci ha dato una mano attraverso l'interregionale AVEPA e quindi siamo partiti. Ecco. Il futuro è nel territorio dove si vive e noi abbiamo piacere di lasciare qualcosa di bene per i figli, ma anche per questo territorio, no? Quindi vuol dire chi lavorerà con noi, chi comprerà anche il nostro stesso frutto, che sia un frutto di qualità, che abbia il gusto del lavoro, della fatica fatta. Laura, cosa sta facendo? Sto procedendo alla selezione del mirtillo. Ma chi gliel'ha fatto fare? Ho la passione per la terra, la passione per le piante, la voglia di creare qualche cosa da lasciare ai figli. Allora diciamo, più passione per le piante e la terra o più l'amore per i figli? Più l'amore per i figli sicuramente. E all'opera c'è anche Maria, che è la sorella che però sta studiando da medico. Mi sto avvicinando all'inizio, diciamo, di medicina, poi intanto mi dedico anche ai mirtilli. Perché lo fai? Beh, lo faccio principalmente per aiutare la mia famiglia e poi perché credo molto nel progetto che stiamo portando avanti, quindi spero che questa cosa possa avere un futuro. Voi avete fatto tutto da soli oppure magari, non so, il comune vi ha dato una mano? Intanto ci siamo inseriti in un territorio molto accogliente, il sindaco è venuto di sua iniziativa a trovarci, a presentarsi, ha inserito Zeno nel notiziario comunale. Possiamo dire, Zeno, che insomma, oltre che la famiglia c'è tutta la comunità qui di Ponzano che vi ha dato una mano? Certamente, sentiamo molto la presenza della comunità, dai vicini di casa, sempre gentili e disponibili e molto cordiali, ma anche con le figure istituzionali che ci supportano e ci aiutano. Grazie, adesso noi ci vediamo alle previsioni e l'ultima parola la diamo al sindaco del territorio. Si va affermando su tutte le nostre zone un'area di alte pressioni. Non è intensa, diciamo ancora non ben definita, però è in crescita, questo è positivo, ma soprattutto come vediamo dalla carta del tempo che sull'Atlantico si va formando, prende corpo un'alta pressione che è l'alta pressione delle Azzorre, perché è importantissima, perché è il vero artefice, l'anticiclone delle Azzorre è il vero artefice dell'estate. Tutta questa situazione fa sì che avremo qualche giorno di bel tempo, almeno qualche giorno. Infatti prevediamo un fine settimana all'insegna del sole.
Naturalmente farà molto caldo, abbastanza caldo, quindi nel pomeriggio avremo la formazione di nubi a carattere verticale, quindi dei ricumuli anche un po' più intensi. E naturalmente lì dove ci sono le montagne o a ridosso delle montagne stesse potremmo avere qualche temporale, ma di breve durata. Nella seconda parte della prossima settimana potremmo avere un peggioramento, ma questo è tutto da confermare. Fatto principale, ripeto, è che finalmente c'è un'alta pressione ben stabile su di noi. I venti saranno deboli, direzione variabile o qualche rinforzo se c'è qualche fenomeno temporalesco, le temperature in pianura dai 16 a 7 gradi fino ai 19, forse 20 gradi nelle zone più interne di pianura, le massime intorno ai 30 gradi, ma sono in aumento, quindi probabilmente da domenica in poi potremmo avere anche 31-32 gradi. L'Alto Adriatico per adesso è poco mosso, poi tenderà al quasi calmo. È tutto. E per le conclusioni parliamo non solo di mirtilli, ne parliamo con un amministratore pubblico, ovvero Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano Veneto. Sindaco, cominciamo con tirare un po' le conclusioni di questo settore, quello della frutticoltura, perché abbiamo sentito c'è difficoltà nella vendita, c'è comunque il grosso peso della grande distribuzione. Qui abbiamo trovato un giovane imprenditore con la famiglia che ha cercato di investire in questo settore. Voi come amministrazione pubblica come vedete da una parte la contrazione di mercato e dall'altra la volontà di imprenditoria qui nel primo settore? L'amministrazione comunale è questa, ma tutte vedono queste iniziative come l'unica maniera per poter uscire da questa crisi, ma soprattutto per trovare e ricercare un nuovo lavoro da offrire ai nostri giovani. Io mi ritengo fortunato di aver avuto questa occasione, di avere questo imprenditore Zeno che ha messo tutta la sua passione e tutti i suoi averi in questa nuova coltivazione. Qui a Ponzano conoscevamo le ciliegie, le pesche, le meli, il radicchio, ma i mirtilli che compriamo al supermercato e ci chiediamo sempre ma da dove arrivano, da domani, anzi da oggi, arriveranno da Merlengo. Voi avete notato che c'è meno possibilità di acquisto da parte dei suoi cittadini? Sicuramente le famiglie oggi soffrono la crisi, basta girare anche per la gelateria passeggio, per i bar, le osterie, c'è poca gente, tanta gente che passeggia ma poca gente che entra. Da amministratore pubblico si deve dare più potere d'acquisto oppure si deve trovare un modo anche per cambiare i prezzi? Bisognerebbe cambiare stile di vita, il fatto del chilometro zero, di riuscire a essere comunità, di riuscire a far rete, di andare a acquistare dal vicino di casa, in questo caso i mirtilli da Zeno, ma le ciliegie, in quelli che abbiamo sono tantissimi, anche altri prodotti. A volte spendere il giusto, magari poco, ma con prodotti di qualità che ti rendono la bocca piena di sapori e di emozioni, forse è il passo corretto per ricominciare una nuova vita. Diciamo che questa è la formula vista dai sindaci, cioè da chi tocca veramente il territorio. Grazie al sindaco di Ponzano, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola noi la lasciamo al nostro Virginio Maso che ci parla della trebbiatura e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, voglio raccontarvi la storia di quando che ero ceomi, che come pare che ero sui campi. Cosa facevo? Adesso ero stagione del frumento, no? E ora si prepara gli attrezzi, a mesura, il fasin, a pianta, il martello che serve per fare il filo, questo qua, il martello, e serve per fare il filo al fasin, no? E dopo avevamo il coder con la piera che serviva per usarli e tutto quanto. Mi ricordo che faceva anche l'assicurazione perché qua a Mare di San Piero, che ogni anno pare impossibile, ma 8 di prima, 8 di dopo di San Piero veniva su un'altra zona qua, sempre una tempesta. E aveva fatto l'assicurazione per la tempesta. E finisco con un detto, a giugno la faccia in pugno. Ciao a tutti e arrivederci la prossima volta.